3, 2, ci dico io, ok parla. Buongiorno a tutti, benvenuti al Caffè Gambrinus di Napoli. Oggi, 31 maggio 2020, giornata mondiale no tabacco. È la giornata che invita tutti quanti, tutti i fumatori a smettere di fumare. Ovviamente per chi avesse voglia di smettere viene incoraggiato, per chi magari ha ancora il vizio può avere uno spunto per smettere di fumare. Noi del Caffè Gambrinus abbiamo deciso di festeggiare questa giornata, di partecipare a questa giornata a modo nostro, e cioè con un'iniziativa che riguarda in particolar modo il caffè. Buongiorno a tutti e buona domenica. Una delle cose belle del caffè napoletano quando si beve a tazzulelle caffè è la persistenza del gusto degli aromi al palato. Quando poi si fuma una sigaretta, questo si perde. Proprio per questo motivo, quindi, per valorizzare al massimo il nostro caffè, orgoglio di un popolo, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa. Buongiorno a tutti, pensate che solo oggi abbiamo l'opportunità per tutte le persone che vengono qua e portano una sigaretta, la spezzano e la mettono nel contenitore che sta vicino alla cassa, pagherà il caffè invece di 1,20 solo 56 centesimi, solo per questa giornata. Buongiorno a tutti, io essendo un fumatore si vede, ho realizzato questa torta per questa iniziativa. Io avrei proposto un'altra iniziativa, la mia sigaretta la lascio e il caffè sospeso. Buona giornata a tutti. Volentieri all'iniziativa No Tabacco e Spezzo la mia sigaretta. Lei ha diritto di non pagare il caffè 1,20 ma solo 50 centesimi per questa giornata. Grazie. Prego. Che dire, grazie a tutti per averci seguito, grazie per gli interventi di tutti quanti. Non fumate, venite al Gambrinus, prendete un bel caffè e assaporate tutto il piacere del caffè. Ciao a tutti. Ok.